Buongiorno a tutti, prima cosa da dire, allora che l'evento, benvenuti intanto a questa prima edizione del Trittico Vitivinicolo Veneto, evento organizzato da Veneto Agricoltura insieme a Regione Veneto, ARPAV e CREA. Il primo incontro del Trittico Vitivinicolo, quello odierno appunto, è dedicato allo stato di salute del vigneto Ciao Carlo. Veneto all'inizio Ciao. dell'estate e alle prime Sì. anticipazioni di produzione. Vedremo, magari grazie al CREA, che proverà a dare le primissime anticipazioni di produzione. Quest'anno siamo a 51 anni, 51esima edizione del Trittico Vitivinicolo. L'anno scorso, vi ricordate, abbiamo festeggiato i 50 con l'evento finale, per chi di voi ha partecipato, che abbiamo organizzato a gennaio qui in Corte Benedettina. Appunto, primo incontro dedicato al Vigneto Veneto, il secondo incontro che sarà dopo Ferragosto, la settimana successiva probabilmente, sarà invece dedicato alle previsioni vendemmiali nel nord-est, con una panoramica anche alle principali regioni vitivinicole italiane e di Francia e Spagna, e poi ci rivedremo a settembre con un focus sui dati consuntivi di produzione e affronteremo importanti temi legati al marketing e alla commercializzazione vitivinicola. Mi preme sottolineare che l'evento di oggi è registrato per quanto riguarda appunto le relazioni, che poi vediamo di rendere disponibili sui canali comunicativi di Veneto Agricoltura, quindi il canale YouTube e gli altri canali social, per cui per chi non riesce a rimanere fino alla fine o per chi magari non è riuscito a collegarsi, qualcuno ci ha già chiesto, saranno disponibili le relazioni anche in fase successiva, si può andare a rivedere gli interventi. Do la parola a questo punto al nostro assessore all'agricoltura, dottor Federico Caner, per i saluti, per i suoi saluti e anche un suo intervento, Sì. vuol dire qualcosa. Allora, Grazie. grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto sarò anche molto veloce per questa fase introduttiva del primo trittico, primo incontro 2025. Ormai abbiamo spento le 50 candeline l'anno scorso, quindi insomma è un momento importante di confronto. Diciamo che fino ad ora la stagione 2025 ha avuto un decorso insomma da poter presagire diciamo di una vendemmia regolare. Sono state svolte diciamo le normali operazioni in vigneto che voi tutti sapete e conoscete. Il clima tutto sommato si è dimostrato abbastanza clemente al netto di questi ultimi giorni molto caldi per tutti noi. Insomma, speriamo di non avere problemi da qui in avanti in termini di siccità, però bisogna anche dire che fino ad ora, insomma, questo problema non l'abbiamo avuto e quindi si conta che anche se dovessero esserci 2 mesi difficili, insomma, di avere abbastanza riserva d'acqua per scavallare. Per contro ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda gli scenari internazionali, un po' per l'evoluzione delle mode, quindi penso anche al tema del vino dealcolato o parzialmente dealcolato, anche se penso che su questo sia corretto al netto dei puristi del sistema, no? Vista la nostra identità, cultura, però credo che se il mercato internazionale chiede da questo punto di vista delle risposte, è anche giusto trovarci preparati. Come Regione Veneto stiamo investendo molto anche assieme alle università, anche al CIRVE, per trovare dei sistemi per, diciamo così, abbassare, se non parlare di dealcolato, ma quantomeno di abbassare il grado alcolico almeno parzialmente, e farlo contenendo quelli che sono i costi, perché i tecnici sanno meglio di me che adesso insomma il procedimento crea molto dispendio energetico, perché prima si fa l'alcol, poi lo si va a togliere, poi lo si va a rimettere gli zuccheri fino al livello considerato necessario, corretto dal mercato. Quindi insomma, stiamo studiando delle situazioni per poter arrivare allo stesso sistema, però risparmiando tempo ed energia e riutilizzando anche gli zuccheri per altre produzioni. Quindi su questo ringrazio anche
CIRVE e diciamo tutti coloro i quali collaborano con noi. Oggi ci sarà un intervento particolare un focus di Barbara Lazzaro sul tema delle etichette dei prodotti fitosanitari. Questo penso sia un tema molto, molto importante sulle linee guida per l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio. E insomma anche qua sappiamo che quelle che sono le conseguenze sugli operatori sia in termini pratici che burocratici. Poi ci sarà un focus importante sul tema della flavescenza dorata e sull'evoluzione che negli ultimi anni abbiamo avuto di una lotta serrata, e su questo vorrei anche ringraziare il sistema fitosanitario nostro regionale, ma anche tutti i tecnici in campo, le università. Insomma, penso che tutto sommato si è fatto un grande lavoro negli ultimi anni e i risultati li vediamo e dopo verranno anche detti e citati. A tal proposito vorrei anche sottolineare il fatto che, auspicando anche che resti tra l'altro un caso isolato, abbiamo proceduto, cioè stiamo procedendo proprio in questi giorni nelle prime operazioni di estirpo coatto resosi necessario nei confronti di un'azienda agricola, in particolare nell'area del Cartizze del Prosecco di OCG superiore di Conegliano Valdobbiadene, dove purtroppo c'era stata la situazione diciamo, di un vigneto compromesso perché praticamente abbandonato e che faceva insomma da focolaio per quanto riguarda la flavescenza dorata. Finalmente siamo riusciti, anche qua non è stato semplice, ma dopo numerosi richiami l'azienda non rispondeva per motivazioni che adesso non sto qua a dirvi, ma alla fine siamo usciti con i tecnici di Veneto Agricoltura, che ringrazio, e abbiamo fatto il primo estirpo coatto. Io spero che questa sia diciamo, una prima operazione anche che accenda un alert in tutto il territorio e che dimostri anche alle aziende che se non intervengono, interveniamo noi. Quindi spero che su questo, al di là di questa prima operazione, si faccia proprio un team preciso che possa intervenire celermente laddove vi sarà necessità in tutto il territorio, perché non possiamo più permetterci di chiedere sacrifici agli agricoltori, ai tecnici per lavorare e seguire in maniera pedissequa quelle che sono le indicazioni della regione e poi avere gente che se ne frega totalmente, creando danno a tutta la comunità. Quindi bisogna intervenire celermente, bene che si sia partito. Chiudo dicendo che alcune altre questioni riguardano il settore sono la recente notizia dello spostamento a luglio 2026 del termine di allineamento dello schedario vitivinicolo alfanumerico al grafico e l'avanzamento dell'iter di approvazione del cosiddetto pacchetto vino, che comprende diverse novità, tra cui l'allungamento della durata delle autorizzazioni di reimpianto dei vigneti da 3 a 8 anni e probabilmente la possibilità anche di non applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto. Ecco, anche questa era una notizia, magari qualcuno di voi la sapeva già, però insomma ritengo corretto darla. Ecco. Queste sono un po' le indicazioni di massima che mi sento di dare. Vi ringrazio soprattutto i tecnici, le cantine, tutti coloro che sono collegati per il lavoro che state svolgendo. Continuiamo a tenere alta la guardia su determinate situazioni, soprattutto sulle fitopatie. E che dirvi, buon lavoro, grazie ancora a Veneto Agricoltura e a tutti coloro che si stanno dando da fare per questo primo trittico. Quindi buona giornata a tutti voi. Grazie, grazie Assessore. Ha fatto anche un po' una panoramica di quello che sarà anche la giornata, i temi che verranno trattati durante la giornata, per cui ringrazio anche appunto i colleghi di ARPAV, del CREA e della Regione Veneto con cui abbiamo individuato appunto le tematiche importanti da portare in questa occasione e che speriamo che possano essere utili per appunto chi ci sta seguendo
e siete in molti perché siamo già a 113 persone collegate e appunto e abbiamo visto molto interesse attorno a questo primo appuntamento del trittico vitivinicolo. Io al momento porto i saluti anche del dottor Nicola Dell'Acqua che era in viaggio, stiamo provando a collegarlo, ma credo che abbia effettivamente dei problemi di collegamento, per cui direi di andare avanti di passare agli interventi. Se siete d'accordo, appunto, lavorerei in questo modo, per cui relazione e poi se ci sono delle domande, magari vi chiedo di scriverle in chat. Sono collegate appunto anche le colleghe della comunicazione e della divulgazione di Veneto Agricoltura che prego poi di intervenire a fine intervento se ci sono delle domande. Se non riusciremo a rispondere a tutti, i relatori in un momento successivo magari faremo un documento unico di risposta che magari poi condivideremo via mail con tutti, con i partecipanti. Diamo la parola quindi al primo intervento. Ricordo appunto che sono interventi di una ventina di minuti, quindi do la parola al dottor Francesco Rec del Servizio Meteorologico dell'ARPAV Siediti qui vicino. che ci spiegherà cosa è successo sotto il profilo meteo in questo primo semestre del 2025, vedendo anche quello che è successo ieri sera in alcune zone del Friuli e del Veneto, insomma. Non mi sembrano situazioni. Vediamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto da Teolo, dall'ARPAV, dal centro meteo di Teolo. Qui seduto in fianco a me c'è anche l'ingegner Fabio Zecchini, che è un mio collaboratore, o forse sono io che collaboro con lui, che ha prodotto una buona parte dei grafici che vedete, per cui ritenevo giusto presentarlo. Adesso provo a condividere nel momento di panico sistematico la presentazione. Schermo intero, eccolo qui. Presentazione. F5. Nascondi. Spero si veda, datemi una conferma. Sì, si vede bene. Bene. La prima cosa che torno a mostrarvi dopo averla fatta vedere anche lo scorso anno è la climatologia delle temperature medie annuali sul Veneto. Vi faccio notare come ci sia un incremento evidentissimo delle temperature, in questo caso le vedete dal 1955 al 2024, sono 70 anni di misure. Vedete come dagli anni 80, dalla fine degli anni 80, sul Veneto si registri un sistematico incremento delle temperature. Vedete le linee tratteggiate rosse sono le temperature medie decennali, vedete con che ritmo aumentano. Osservate poi che gli ultimi 3 anni sono stati i più caldi della serie storica. In particolar modo il 2024 ha superato il 2022 e anche il 2023 è stato estremamente elevato. Per cui abbiamo i massimi di temperatura, ogni anno tendiamo a registrare un nuovo massimo di temperatura e anche il trend nell'ultimo trentennio è veramente importante, c'è un aumento di quasi 0,7 gradi Celsius ogni 10 anni. È una situazione che personalmente mi preoccupa un po'. Veniamo alla nostra situazione. Diciamo, abbiamo preso come riferimento la stazione di Conegliano per dare un'idea sul Veneto dell'andamento delle temperature. Vi ricordo sempre che Conegliano è in una posizione climatica molto favorevole, per cui insomma è un dato significativo sicuramente per la pedemontana, per situazioni esposte a sud, ma proviamo un pochino a seguire l'andamento delle temperature. Qui le avete rappresentate le temperature medie giornaliere
da ottobre dell'anno scorso fino a ieri l'altro. Vi ricordo che la banda grigia entro cui si muovono le temperature rappresenta un campo tra il 10° e il 90° percentile, per cui l'uscita da questa fascia grigia, quando i dati dell'anno analizzato escono da questa fascia grigia, vuol dire che siamo su valori che, se non sono eccezionali, sono però rari. Cosa possiamo vedere da questa analisi? Beh, intanto vedete che prevalgono le colorazioni rosee, per cui abbiamo temperature tendenzialmente superiori alla media. Da una occhiata generale vediamo anche che la temperatura media di Conegliano, la temperatura media giornaliera, non è mai scesa sotto lo zero, per cui sì, è confermato il fatto che questi anni sono caldi. Prima cosa che evidenzio, tra la metà di ottobre e la prima decade di novembre abbiamo avuto una fase realmente calda. Vedete come i valori termici si sono portati anche quasi sopra i massimi assoluti. Poi un'ulteriore fase calda si verifica durante l'inverno. Sono fasi che non si notano molto perché si sta molto bene con le temperature invernali molto superiori alla norma, in genere è positivo, però osservate come nell'inverno abbiamo avuto varie fasi molto calde con temperature elevate. In particolar modo vedete che dalla fine di dicembre a inizio di febbraio c'è una prolungata fase con temperature elevate, molto superiori alla norma. Abbiamo avuto, esaminando non le medie ma le temperature minime, abbiamo avuto 13 giorni, per fortuna dico io, con temperature inferiori allo zero. Il giorno più freddo è stato il 14 gennaio, abbiamo raggiunto quasi i -2 gradi centigradi, e la prima gelata c'è stata il 23 novembre, l'ultima gelata c'è stata il 20 febbraio. Ecco. Poi qui vi segnalo, ulteriori fasi calde in marzo, dalla fine di febbraio a marzo abbiamo avuto anche qui ulteriori fasi calde con delle oscillazioni, però soprattutto nella seconda decade verso il basso. Vedete che ci sono stati alcuni giorni estremamente freddi per le temperature medie di marzo. Ulteriori fasi calde, una fase fredda significativa, anche se molto veloce, c'è stata anche attorno all'8 aprile, e poi abbiamo ancora, in generale un mese di aprile abbastanza caldo, con notevoli impulsi di elevate temperature. Maggio si presenta complessivamente con temperature un po' sotto la media, però abbiamo avuto una sensazione di freddo, anche perché non siamo molto abituati al fatto che le temperature si abbassino, ma al di là di questo fatto vedete che ci sono 3 impulsi freddi, forse un po' eccessivo, 3 impulsi freddi che portano le temperature vicine al 10° percentile, per cui sono stati degli impulsi freddi significativi anche confrontati alla climatologia del trentennio. Contrariamente a quanto successo perlomeno l'anno scorso, ma anche in altre primavere, a giugno le temperature sono schizzate verso l'alto. Vi ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto invece un giugno piovoso e freddo. Qui, al contrario, le temperature sono schizzate verso l'alto. Negli ultimi abbiamo avuto 14 giorni, per dirvi, di giugno con temperature massime superiori ai 30 gradi, per cui sono condizioni chiaramente estive e anche di disagio fisico. Di disagio fisico. Partiamo da un'analisi termica dell'inverno.
su Conegliano in questo caso, ma è abbastanza rappresentativa del Veneto. Abbiamo preso nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Vedete che l'ultimo anno, il 2024-2025, come temperature medie complessive del periodo risulta superiore alla media. Non è eccezionale, ci sono stati degli inverni più caldi lo scorso, per esempio, però vedete che le temperature sono anche comunque decisamente superiori alla media. Poi ripropongo questi grafici che vi avevo già mostrato lo scorso anno. Queste sono l'insieme dei valori di temperatura media mensile di marzo, spazializzati su tutta la zona pedemontana e l'alta pianura. Sono stazioni che operano tra i 50 e i 500 metri sul livello del mare, e avete sull'asse delle X, che è finito un po' a bordo pagina, avete le precipitazioni, mentre sull'asse delle Y avete la temperatura media. Allora, cosa si vede da questa immagine? Questa è la temperatura media, la linea verde è la media trentennale. La temperatura di marzo risulta più elevata della media trentennale, quindi è stato un marzo caldo. Si porta leggermente fuori di quella banda verde che indica la normale variabilità dei valori attorno alla media, per cui siamo proprio al limite, un anno caldo, non eccezionalmente caldo. Sul fronte delle precipitazioni, invece, vedete che anche in questo caso siamo decisamente sopra la media. Siamo usciti dalla barra blu, quindi sono precipitazioni molto elevate. Lo scorso 2004, che è il pallino giallo che vedete un po' in alto a destra, vi mostra che il mese di marzo dello scorso anno aveva avuto temperature più elevate e precipitazioni ancora più elevate di questo mese del corrente anno. In marzo avevamo visto che c'era stato un impulso freddo tra il 18 e il 20 marzo. Qui Patrick Marcuzzo mi ha costretto a guardare meglio i dati, e in effetti abbiamo visto che in questi 3 giorni, in particolar modo nel giorno 19, le temperature minime, in questo caso stiamo parlando di temperature minime, sono scese sotto zero. Quelle fasce azzurrine che vedete su gran parte della pianura indicano temperature sotto zero. Colognola, i Colli, Galzignano sono arrivati a segnare addirittura un meno 3 gradi centigradi, però vedete che molte stazioni della pianura sono arrivate a meno 1 gradi Celsius sotto zero, per cui abbiamo avuto effettivamente in questi 3 giorni delle gelate. Aprile, stesso giochino di prima, abbiamo la temperatura sempre sopra la media, fuori della fascia verde, per cui sono valori tra i più elevati. Le precipitazioni sono anche queste superiori alla media, ma abbastanza vicine al normale campo di variabilità, per cui abbiamo avuto un aprile caldo e abbastanza piovoso. Anche qui però abbiamo avuto un impulso freddo l'8 aprile, per carità, le zone bianche della pianura vi indicano aree dove le stazioni hanno registrato valori prossimi allo zero, perché sono tra 2 e 0 gradi Celsius. Pochissime stazioni hanno segnato valori sotto zero, ma tenete presente che la temperatura di queste stazioni viene misurata a 2 metri dal suolo, mentre il problema di gelata si verifica in prossimità del suolo, per cui anche registrando valori leggermente superiori allo zero è possibile che ci siano state gelate, soprattutto in posti
particolarmente esposti al rischio di gelate in prossimità del terreno, per cui anche l'8 aprile, nonostante le temperature superiori alla media, ha fatto registrare problemi molto contenuti, limitati, di avvicinamento dei valori allo zero. Maggio estremamente piovoso mi sembra di ricordare. La temperatura risulta inferiore alla media, di poco inferiore alla media, e la precipitazione non è eccezionale, come vi ho detto io, rientra nel campo dei valori superiore alla norma, ma rientra nel campo di valori, di variabilità dei valori attorno alla norma, perché abbiamo un maggio appena un po' freschetto dall'analisi complessiva del mese, nonostante abbia avuto dei singoli impulsi freddi con precipitazioni sopra la norma. Notate che lo scorso maggio aveva avuto temperature simili, ma precipitazioni eccezionali. Vedete il 2024, dove si porta, era risultato il maggio più piovoso del trentennio. Giugno chiuso a ieri, al 26, temperature elevate. Vedete come il giugno 2025 sia estremamente vicino al 2003 e su valori prossimi al 2019. Erano state annate estremamente calde, ma il 2003 ce lo ricordiamo bene tutti, con precipitazioni un po' sotto, al momento un po' sotto la norma. Focalizzando un pochino il discorso sulle precipitazioni, qui avete un'analisi delle precipitazioni, della differenza delle precipitazioni rispetto alla media trentennale, delle precipitazioni cadute tra ottobre e ieri, sostanzialmente, ieri l'altro. Vedete che c'è un bilancio pluviometrico nettamente positivo. Sono caduti 900 mm contro una media di 820 mm, per cui il bilancio di lungo periodo è positivo e è pressoché tutto il territorio regionale. Una cosa interessante, se consideriamo questo indicatore che lavora su 2 anni, vedete come il Veneto centrale sia caratterizzato da una piovosità, da un surplus importante di apporti pluviometrici. Quindi c'è una piovosità che va da severa a estrema nella fascia centrale del Veneto. Questo indicatore non vi dà informazioni a livello di campo agricolo, di vigneto, ma vi dice più o meno come si stanno comportando i pozzi che sono alimentati da falde freatiche a lenta ricarica, per cui c'è acqua nel terreno, perché sono 2 anni che sta piovendo sopra la norma, e questi 2 anni fanno seguito a un più di 2 anni, perché mi pare fossero 27 mesi, da febbraio 2021 ad aprile 2023, che al contrario sono stati tendenzialmente siccitosi, per cui abbiamo un'alternanza di una fase prolungata nel tempo siccitosa con una molto piovosa. Qui vi ho riportato per Conegliano una sommatoria delle precipitazioni rapportate alla climatologia. Notate gli importanti apporti che hanno creato un surplus ad inizio dell'anno idrologico, gli importanti apporti dei primi 20 giorni di ottobre. Poi vedete come ci sono prolungate fasi di assenza di precipitazione che si intervallano a delle precipitazioni abbastanza normali, mi direte voi, ma complessivamente il bilancio
pluviometrico di lungo periodo è superiore alla media. Qui abbiamo un focus sempre su Conegliano sull'anno, e vedete i singoli giorni, gli apporti pluviometrici dei singoli giorni. Anche qui vi evidenzio il fatto che a periodi con importanti precipitazioni si alternano alcune fasi di carenza di precipitazioni, per cui abbiamo un bilancio pluviometrico complessivamente positivo, però con fasi di assenza di precipitazioni abbastanza lunghe. In particolar modo vi segnalo i 23 giorni dal 24 maggio al 15 giugno, dove sono caduti 8 mm, e poi qui la fine di giugno, che vede una decina di giorni con assenza di precipitazioni. Cerco di concludere. Sulla presentazione ho riportato queste solite carte che metto sempre di differenza delle precipitazioni cadute rispetto alla media del trentennio. Vi possono dare una informazione, perché la distribuzione spaziale è sempre complessa, è sempre irregolare. Se analizzate l'area di vostro interesse, vi possono fornire delle informazioni sul surplus o sul deficit pluviometrico. Come al solito vi invito a leggere molto bene le scale, perché uso scale diverse, per cui i colori hanno in realtà significati diversi. Vedete qui ottobre estremamente piovoso, seguito poi da 2 mesi tendenzialmente siccitosi. Vedete qui i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Marzo, vi ricordo, molto piovoso. Questa è la situazione di aprile. Il rosetto del deficit pluviometrico, guardate che è di scarso rilievo, perché mancano all'appello una ventina di millimetri o anche meno, per cui è una situazione abbastanza buona nel complesso. Maggio, qui abbiamo già temporali, vedete la situazione a macchie, che è tipica dei temporali, con zone di surplus e zone di deficit pluviometrico. E poi queste sono le precipitazioni di giugno. La cartina anche qui fa un po' impressione, ha questi colori molto vivaci. Se guardate i numeri però vi rendete conto che soprattutto sulla pedemontana, sull'alta pianura, gli apporti non sono poi così importanti, perché vedete Valdobbiadene 40 mm, Lison 33, Breganze 22, Marano di Valpolicella 10 mm, per cui in quest'ultimo mese abbiamo avuto sì temporali localmente molto anche importanti, abbiamo avuto fenomeni, anche qualche fenomeno grandinigeno, ma gli apporti sono estremamente irregolari, estremamente mal distribuiti. Questa cartina considera anche le piogge di questa notte. Ecco, per cui le conclusioni riassumono molto velocemente quello che vi ho già detto, e ecco, vi ringrazio per la pazienza che sempre avete con me. Buona giornata. Grazie dottor Reck, è stata come sempre un'analisi interessante, buone notizie, mi pare di capire in termini di deficit idrico, perché insomma la situazione si sta sistemando, meno bene per quanto riguarda le temperature che insomma ogni anno sono sempre più alte, quindi quello che percepiamo effettivamente corrisponde alla realtà. Sì, e anche l'attuale fase non promette, i prossimi giorni non promettono molto bene, nel senso che si è instaurato un solito anticiclone africano abbastanza stabilmente. Sono possibili dei momenti di instabilità, ma l'andamento delle temperature nei prossimi giorni sarà quello che già conosciamo. Benissimo, siamo felicissimi di questo. Va bene, la ringrazio ancora a ARPAV per il supporto che ci dà in tutti gli eventi del Trittico Vitivinicolo. E
diamo la parola, la ringrazio anche per essere rimasto benissimo nei tempi. Se non ci sono domande, io in chat non vedo domande, non so se c'è qualcosa, ok, perfetto. Casomai comunque anche nel corso dell'evento, se ci sono delle domande, l'importante è scrivere il nome del relatore a cui è indirizzata la domanda e poi la domanda che magari anche fino alla fine, insomma, abbiamo tempo per leggerle e per magari far rispondere. Diamo la domanda al dottor Patrick Marcuzzo del CREA, Viticoltura ed Enologia di Conegliano, che ci illustrerà invece l'attuale stato fitosanitario e fenologico del vigneto veneto e ci fornirà le primissime indicazioni di produzione grazie ai dati raccolti in questi ultimi giorni nelle diverse aree viticole della regione. Prego, Patrick, grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie per la parola. Ormai siamo al 51esimo appuntamento e qualche anno ormai che ho l'onore di raccogliere le impressioni dell'annata viticola fino a questo momento e che con il mio collega, il dottor Lucchetta Marco, non sono stato così bravo come Francesco di portarmelo con me, ma insomma anche lui con me anima di questo evento. Abbiamo elaborato le informazioni che provengono dalla rete di consorzi e direttori di cantine, cooperative e agronomi, che come vedete spazia da est a ovest alla regione, che ci permette quindi di delineare un quadro abbastanza completo della situazione fino ad oggi. Ecco, le modalità sono sempre le medesime, quindi noi stiliamo un questionario che ha delle domande simili a quelle dell'annata precedente e delle domande che magari sono calzate sull'annata in corso e poi eh, riceviamo le risposte e le elaboriamo. Quando faccio un questionario è sempre difficile individuare le domande corrette da fare. Alcune sono a risposta obbligata, ma alcune invece sono libere, no? Quindi lascio la parola a chiedere al mio interlocutore qual è l'elemento che fino a questo momento, ad esempio, ha caratterizzato la nata viticola. Come vedete da questa nuvola di risposte, la cui grandezza dei caratteri indica la frequenza di risposte, in realtà sono elementi meteorologici per lo più, anche se abbiamo sentito benissimo prima da Francesco che in realtà l'annata è tutto sommato, almeno quella che riguarda il periodo vegetativo. Nella norma, sia in fatto di temperatura, abbiamo sentito maggio, in particolare che è leggermente sotto la norma, con precipitazione un po' più alte della media, ma tendenzialmente nella norma, ma il fatto stesso che tutti questi interlocutori rilevino negli aspetti meteorologici un elemento caratterizzante comunque ci tranquillizza almeno sul fatto che non ci sia stato sollevato aspetti magari patologici o magari anche calamità, come magari può essere successo gli anni scorsi, in particolare quando penso ai problemi da gelate primaverili. Difatti, la domanda successiva che poniamo è se nell'area di pertinenza ci sono stati dei danni da freddo primaverili e se sì, di quali intensità. Ecco che tre quarti degli intervistati non ha lamentato delle criticità, dei problemi di danni da freddo, solo un quarto lo ha rilevato, ma lo ha rilevato soprattutto nei vigneti giovani, nei vigneti nei quali erano al primo anno di impianto, al secondo anno di impianto, quindi barbatelle a terra, che non ha danni che hanno interessato la parte vegetativa, non certo danni che hanno interessato il potenziale produttivo della regione. Ricordava bene prima Francesco che forse quello 8 aprile abbiamo avuto per alcune parti, in alcune parti della regione dei valori prossimi allo zero, in particolare nella pedemontana, e forse eravamo già per alcune varietà le più precoci nella fase di germogliamento, e quindi è stata la data che molto probabilmente ha causato quelle criticità che alcuni hanno lamentato. Una situazione che, se però paragonata al 2024, è sicuramente rosea, perché l'anno scorso il 60% degli intervistati lamentava danni da 0 a 5%, addirittura l'8% da 5 a 10 e un'altra parte di circa l'8% ancora delle percentuali non definite, ma insomma delle percentuali di danno più consistenti rispetto a questa stagione. Sempre rimanendo in tema calamità, abbiamo chiesto un po' la grandine. Grandine sappiamo che interessa un pochettino i diversi settori della regione. Per il 30% degli intervistati non ci sono stati problemi di eventi grandinigi, per il 70% ci sono stati, ma in misura abbastanza
contenuta e limitata. Risposte che in qualche maniera sono in linea con quelle che abbiamo ricevuto lo scorso anno, quindi dal punto di vista grandi ne siamo più o meno in linea con la passata stagione, e hanno interessato in particolare gli areali a cavallo delle province di Vicenza e Verona, l'area del Soave, l'area del Basso Veneziano e anche la pedemontana trevigiana tra Nervesa e Arcade in particolare. Ieri sera, tra l'altro, c'è stato anche un evento temporalesco qui nella zona del Coneglianese, che quindi qualche danno può averlo fatto, ma tutto sommato è una situazione abbastanza in linea con quella dell'anno scorso. Ora vado un po' con le prossime slide a scandire quello che è stato quelle che sono state le diverse tappe fenologiche dell'annata in corso e cerco di fare qualche collegamento alla passata stagione che per noi è quella un pochettino più fresca. Ecco, sul germogliamento abbiamo oscillato tra il 27 al 28 di marzo per la glera, al circa 10 aprile per la garganega, quindi un lasso di circa tra la più precoce e la più tardiva della regione, almeno tra le più diffuse varietà naturalmente, di circa 10-12 giorni, entro i quali poi sono germogliate anche tutte le altre. Siamo qualche giorno in ritardo quest'anno rispetto alla passata stagione. Prima Francesco ci ricordava bene come il marzo del 2024 è stato un pochettino più caldo rispetto al 2025 e l'aprile era stato in linea, quindi chiaramente questo, la pianta l'ha recepita. Sappiamo come la temperatura sia il driver più importante per la ripresa vegetativa e di fatto per il 75% dei intervistati quest'anno abbiamo un germogliamento in ritardo rispetto alla passata stagione, quindi tutto sommato siamo in ritardo di eravamo in ritardo di circa una settimana. Dopo il germogliamento c'è il momento della comparsa dei primi grappoli, quindi chiediamo com'è la fertilità, quanta è uno dei primi elementi di potenziale produttivo, quindi se abbiamo più o meno grappoli rispetto alla passata stagione. Naturalmente chiedere rispetto a una media storica è abbastanza difficile e rispetto alla passata stagione viene un pochettino più facile. Ecco che per una buona parte dei intervistati Glera abbiamo una fertilità più elevata, lo abbiamo anche per lo Chardonnay. Per il Pinot Grigio un discorso opposto, quindi abbiamo una certa... è preponderante il numero di persone che ha risposto a una fertilità più bassa per il Pinot Grigio. Nell'areale veronese abbiamo tutti gli intervistati che ci segnalano una fertilità più alta per la Garganega, una situazione di equilibrio invece per quanto riguarda la Corvina. La vegetazione ad oggi si presenta abbastanza normale, qualche giallume eventualmente, ma tutto sommato una stagione regolare, un po' come l'aveva anche preannunciata e ricordata l'assessore nel suo primo intervento. La prossima domanda che abbiamo fatto, che è una domanda che è un po' calzato sulla stagione in corso, dai nostri vigneti e prove sperimentali che abbiamo qui, in particolare concentrati nella parte del Trevigiano, del Padovano, del Veneziano, su alcuni vigneti avevo notato la presenza di alcuni grappoli un po' filati o che erano irregrediti a viticcio e quindi mi sono così ricordato di chiedere se questo fenomeno che notavo io lo si riscontrava anche in altri areali o se era solo una mia impressione. In realtà sembra che sia prevalentemente una mia impressione perché vedete come circa il 60% degli intervistati non lamenta questa tipologia di problematica, il 40% sì, ma le varietà più interessate a questa filatura sono state Glera, Corvina e Pinot Grigio. Faccio un piccolo appunto perché ciò che in realtà noi vediamo quest'anno in termini di filatura è un processo che è iniziato già l'anno scorso. Questo è il secondo anno, sarebbe il 2025 per noi, ma in realtà il processo di differenziazione inizia a cavallo del periodo della legagione, nella fase temporale tra il germogliamento e appunto la legagione per cui si può rivertere. Quindi già in questa fase qua noi abbiamo, quindi già in questa fase qua, l'anno scorso, il 2024, inizia la fase di differenziazione. Quindi prima abbiamo un primordio non determinato, che è appunto una gemma differenziata che può diventare grappolo viticcio. Quindi noi lo vediamo
quest'anno, se fila, se diventa vitrice o grappolo, ma una condizione prettamente dell'annata precedente. Qui abbiamo fatto una ricerca biografica ad hoc per capire se fossero le condizioni di quest'anno o quelle dell'anno scorso a determinare questo fenomeno. Attualmente la bibliografia ci dice appunto che è legato prevalentemente alla situazione dell'anno scorso e in particolare ai due ormoni, le gibberelline e le citochinine, che le prime inducono la formazione di viticci, la seconda è la formazione di grappoli. Quindi questo equilibrio tra questi due ormoni porta alla produzione di uno o dell'altro organo che noi poi vediamo quest'anno. E sono regolati questo equilibrio ormonale da condizioni di stress ambientali come il freddo, la ventosità, la luminosità, in generale anche le sostanze di riservo. Ma quello che volevo un po' sottolineare è che sulla base della biografia delle nostre conoscenze, quindi ad oggi ciò che vediamo quest'anno in termini anche di filatura è legato prettamente o prevalentemente alle situazioni dello scorso anno. Ho voluto aprire e chiudere questa parentesi perché magari c'è, e anche da parte mia, un dubbio qualche dubbio, qualche perplessità se le condizioni di quest'anno vadano a incidere sull'appunto questo meccanismo, questa criticità, ma in realtà è più un fenomeno legato alle situazioni della passata stagione. Progrediamo con le tappe fenologiche, arriviamo in fioritura. La fioritura è iniziata per le varietà più precoci come la Chardonnay intorno al 20 di maggio per chiudersi poi i primi di giugno con la Garganega. Anche quest'anno siamo, per la maggior parte degli intervistati, in ritardo rispetto alla passata stagione, quindi continuiamo ad avere quel ritardo che avevamo al germogliamento, anche se in parte lo abbiamo recuperato. Allegagione buona, superiore al 2024 per la maggior parte degli intervistati, buona anche la pulizia dei grappoli, quindi buone informazioni, buone sensazioni anche da questo punto di vista, soprattutto per le varietà grappolo compatto, per tutte quelle varietà che magari poi devono essere messe a riposo e portate in appassimento. Un po' altalenante le risposte se la fioritura è avvenuta con idonee o non idonee condizioni meteorologiche e qui magari c'è un po', a seconda appunto della reale, delle condizioni meteorologiche, le risposte sono un po' diversificate. Cambio un pochettino argomento, parlo un po' di fitopatie, iniziando un po' da quella che tra le fungine è la principale preoccupazione per il nostro territorio. Da nostro vigneto sperimentale che abbiamo qui a pochi chilometri dalla nostra sede di Conegliano, nel 2025 la comparsa delle primarie è stata il 30 aprile di quest'anno, le secondarie siamo al 16 maggio, il primo grappolo inferto l'abbiamo trovato il 19 maggio. Siamo su valori abbastanza allineati alla passata stagione, che però tutto sommato a una domanda specifica alla nostra rete, se come considera la pressione delle patologie fungine, o meglio della peronospora nel 2025, vedete come per coloro i quali che conducono vigneti di gestione integrata la pressione è discreta o bassa, per chi la conduce il sistema biologico è discreta o preoccupante solo per il 15% degli intervistati. Quindi tutto sommato una situazione che stiamo governando abbastanza bene e se la confrontiamo col 2024, vedete come chi aveva una situazione, un'azienda che è condotta in regime biologico, aveva il 60% dei intervistati erano preoccupati della situazione appunto di questa fitopatia fungina. Quindi da questo punto di vista buone notizie anche da questo versante. Per la fluorescenza dorata mi limito veramente ad andare veloce perché so che chi mi seguirà farà un focus su questo argomento. Mi sono limitato a chiedere, anche se capisco che la manifestazione dei sintomi sta iniziando proprio in questo periodo, una settimana, 2 settimane fa, quindi siamo all'inizio della manifestazione dei sintomi, comunque gli intervistati non annota alcuna differenza tra il 2024 e il 2025 nella maggior parte delle risposte che abbiamo ricevuto, cioè quasi l'80% degli intervistati non lamenta differenze rispetto alla passata stagione. Invece l'anno scorso vedete che la maggior parte degli intervistati era ottimista sulla manifestazione dei sintomi di questo temibile fitoplasma.
Di nuovo, argomento insetti, cocciniglia e tignoloetta, più o meno siamo sui livelli della passata stagione. Vedete come circa 50-60% degli intervistati rilevano la presenza di tignoloetta e cocciniglia in confronto con il 2024, sono allineati alla passata stagione. Vado un po' verso le conclusioni di questa mia presentazione, cercando con queste ultime slide di un po' di portare assunto quanto ho detto finora. Siamo in un periodo di un posticipo di germogliamento e di fioritura rispetto al 2024. Ripeto, rispetto al 2024, rispetto alla media storica, siamo abbondantemente in anticipo. Questo non può essere altro che la conseguenza di quella prima slide che ci ha fatto vedere prima Francesco, dove la temperatura decennale, che forse sta aumentando a un ritmo, se non ricordo male, di 0,6 gradi per ogni 10 anni, e questo naturalmente la pianta lo rileva, e quindi se pur siamo sempre rispetto a una media storica in anticipo, quest'anno, almeno rispetto all'anno scorso, siamo leggermente in ritardo. La crescita vegetativa è regolare, una fase tra la fioritura e l'elegagione abbastanza rapide, è stato abbastanza veloce, una primavera instabile, con piogge leggermente sopra la media, ma nella normalità, minori però rispetto al 2024, che però hanno permesso di avere qualche finestra temporale per poter, in particolare per le aziende condotte a regime biologico, di intervenire in maniera corretta, evitando le criticità che sono state invece sollevate la passata stagione. Stazionarie le manifestazioni della fluorescenza dorata, ma naturalmente mi allineo anche un po' a quanto diceva l'assessore prima, e quindi all'attenzione delle misure di lotta obbligatorie della regione, che per cercare di contenere il vettore e anche il diffondersi di questo fitoplasma. Tignoloetta e cocciniglia siamo sui livelli dello scorso anno, maggiore incidenza ci viene segnalato del virus del GPGV su alcuni vigneti del Padovano. Siccome la mia relazione non era solamente fare un quadro della situazione vegetativa e fitosanitaria, ma cercare anche di dare qualche indicazione di produzione, ho voluto un pochettino qui riportare quelli che sono gli aspetti che, evidenziati in azzurrino chiaro, in termini di eventi calamitosi, vanno a incidere sul potenziale produttivo, con colore un pochettino più scuro, blu un po' più scuro, gli aspetti che sono legati invece alla parte fisiologica della pianta, e infine quella legati all'aspetto patologico. Vedete come faccio sempre un raffronto al 2024, che per noi è la stagione più recente e anche più facile da memorizzare. Abbiamo avuto meno eventi di gelate primaverili quest'anno rispetto all'anno scorso, e quindi è presumibile che mi attenda una variazione in positivo nella produzione, così come per quanto riguarda la fertilità, un altro elemento che mi fa sperare che sia fa pensare che ci sia un'evoluzione positiva sul potenziale produttivo di questa annata, così come la legagione e anche la minore pressione di peronospora, grazie a queste maggiori finestre temporali, in particolare per il biologico, mi fa pensare che siamo verso una situazione di variazione positiva di produzione. Stabilità invece per quanto riguarda le grandine, più o meno siamo allineati come l'anno scorso, così come la filatura dei grappoli e anche la manifestazione di fluorescenza dorata, che quindi significa poi asportare piante malate e quindi ridurre il mio potenziale produttivo. Generalmente credo al momento, ad oggi, naturalmente al netto di 2 mesi che mancano ancora alla raccolta, 2 o 3 mesi che mancano ancora alla raccolta, le prospettive sono abbastanza buone. Tutto questo al netto un po' di quanto diceva anche Francesco prima, e delle temperature che stiamo vivendo in questi giorni, con questa stabilità, con questa alta pressione, che molto probabilmente in particolare nei vigneti di collina, qualche problema di stress idrico lo pagherà. Chiudo con questa mia ultima slide, dove come al solito riporto nelle asse delle ordinate la parte, i giorni da inizio dell'anno a fine anno, e con queste 6 linee orizzontali riporto quelle che sono le diverse tappe fenologiche che abbiamo registrato quest'anno, nel 2024. Questa barra bianca, questi 86 qui indicati, sono le giornate dall'inizio dell'anno, l'anno scorso, all'inizio del germogliamento. Vedete come quest'anno in realtà siamo qualche giorno in ritardo, 5
per l'esattezza, una fase di germogliamento fioritura che è stata un pochettino più lunga l'anno scorso, 58 giorni contro i 55 di quest'anno, e sulla base, qui poi abbiamo i dati delle medie storiche dal 60-90, dal 90 al 2022, vedete come c'è in realtà una certa stabilità, 66, 67, 68 giorni per la fase che va tra la fioritura all'invaiatura, invaiatura a maturazione, almeno per le varietà precoci come il pino grigio qui illustrato, è una fase che va dai 32 ai 40 giorni. Questo ci dà essendo abbastanza stabile questa fase tra fioritura e invaiatura, siamo anche abbastanza fiduciosi nel dire che molto probabilmente non ci dovremmo attendere dei grossi scossoni per quanto riguarda le date di raccolta, che saranno indicativamente nella finestra temporale dal 25 al 30 di agosto per quantomeno varietà precoci. Forse qualche giorno prima per l'area per l'area del Vicentino e del Veronese, che sappiamo essere sempre un pochettino più in anticipo. Questo naturalmente al netto di quello che saranno poi le condizioni meteorologiche, in particolare gli apporti pluviometrici e le temperature che possono naturalmente spostare un po' l'ago della bilancia. Ecco, con questa era la mia ultima slide e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco bene, grazie Patrick. Insomma, mi pare che la situazione non sia assolutamente negativa, insomma, almeno in questa prima fase credo che ci si possa ritenere, insomma, soddisfatti di come sta andando la situazione nel Vigneto Veneto. Insomma, i presupposti al momento ci sono tutti per una buona produzione. Vedremo come andrà in questi ultimi 2 mesi. Le date che ci ha dato l'inizio raccolta, 25-30 agosto di media, coincideranno con il periodo in cui probabilmente ci rivedremo appunto per il secondo incontro del trittico vitivinicolo. Passiamo alla relazione successiva. Il dottor Paolo Frassonna, direttore dell'unità organizzativa fitosanitario della Regione Veneto, sostituisce il dottor Sergio Carraro, che non è riuscito oggi ad essere presente, e quindi do la parola a Paolo, che ci presenterà gli ultimi aggiornamenti normativi e i servizi messi in campo a favore dei viticoltori per far fronte al grosso problema della diffusione della flavescenza dorata. Non vedo domande in chat, quindi direi di cominciare. A te Paolo, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Intanto faccio partire anche la presentazione. Eccola qui. E sostanzialmente nella presentazione di oggi riprendiamo quelli che sono state le risultanze delle attività del 2024, che sono state un po' alla base anche delle decisioni che sono state prese per il 2025, anche nell'individuazione delle misure di lotta obbligatoria al contrasto della flavescenza dorata. Faccio una breve sintesi di quanto è stato fatto. Dal 2022 è stata avviata un'attività di monitoraggio diffuso nei maggiori comparti produttivi veneti, su più di 3.000 particelle evitate, per monitorare l'incidenza territoriale della flavescenza sul territorio. E questa attività è stata anche condotta in collaborazione ovviamente dei consorzi di difesa, degli tecnici, e ha portato a uno studio in circa 900 ettari complessivi di vigneto del territorio veneto. In quali varietà è stata concentrata l'attività? Sono state scelte le varietà ovviamente più rappresentative a livello veneto, ma anche quelle che presentavano una suscettibilità a livello proprio di flavescenza, quindi Garganega, Pinot Grigio, Glera e Chardonnay. Nei grafici qui che riporto è rappresentata l'incidenza, diciamo, del 2023 su base del 2024,
e si denota come sia per quanto riguarda le varietà, sia per quanto riguarda l'incidenza a livello provinciale e regionale, di conseguenza, abbiamo una riduzione significativa dell'incidenza di flavescenza. È stato ulteriormente effettuato un controllo a livello proprio analitico per capire o per distinguere, per così dire, tipologie di giallumi presenti nel territorio veneto, differenziando in maniera appunto analitica se si trattava di legno nero o di flavescenza dorata. Il rapporto di questa analisi nei 147 accertamenti che sono stati fatti porta a un rapporto di un 70% circa di flavescenza contro il 30% di legno nero. Passiamo ora al monitoraggio, che forse è un po' anche, diciamo, l'apporto in più che vogliamo portare a questo trittico, in quanto abbiamo i primi risultati del monitoraggio delle formi giovanili pre-trattamento dello scafoide rispetto ovviamente alle attività di monitoraggio che sono state eseguite negli anni precedenti. Qui abbiamo portato sul grafico due concetti diversi, uno che è la diffusione e uno di densità. Diffusione che viene espressa come la percentuale di vigneti in cui è stato riscontrato la presenza di una neanide su 100 piante analizzate o comunque monitorate, differenziando il risultato tra vigneti a conduzione integrata e conduzione biologica, e il concetto di densità intesa proprio come la presenza di neanidi per pianta. Si denota come effettivamente dal 2022 sono stati introdotti quelli che sono le misure di lotta obbligatoria, e come queste hanno portato a effettivamente dei risultati che possono essere tangibili fornendo proprio questa tipologia di dati. E approfitto di questa slide anche per far vedere che per il 2025 sostanzialmente andiamo a cavalcare quello che è l'andamento del 2023, più o meno, che qualcosa inferiore rispetto al 2024, quindi va anche un attimino, sebbene stiamo parlando ovviamente di forme giovanili, ma è anche quella che è la percezione che abbiamo visto prima riguardo alla flaviscenza da parte degli agricoltori. Sul 2024 faccio un attimino un cappello che porta proprio delle considerazioni che sono state fatte per le misure da mettere in atto nel 2025. Sebbene la densità di popolazione fosse relativamente bassa, almeno nelle forme giovanili, si nota come gli adulti nel 2024 effettivamente la diffusione degli adulti sui vigneti monitorati dal servizio fitosanitario portassero una diffusione molto alta, cioè quindi si andava a riscontrare la presenza di adulti nonostante la presenza di neanidi fosse relativamente bassa anche in pretrattamento. Questo perché il 2024 è stato probabilmente anche un anno dal punto di vista di condizioni climatiche che ha un po' rallentato probabilmente anche il ciclo biologico dell'insetto, portando poi comunque a diffondersi nonostante quelle che sono state il controllo, diciamo, fitosanitario e le misure messe in atto. Questo dato è stato appunto alla base per definire che anche per il 2025 si doveva continuare con le misure che sono state messe in atto anche nel 2024. Ecco, qui abbiamo un po' la sintesi dello studio a fine 2024, cioè
le motivazioni, insomma, sono l'incidenza della malattia che è calata rispetto ovviamente al 2023. Ci sono dei territori che sono più virtuosi, altri meno virtuosi. Il fitoplasma è comunque presente, molto diffuso sul territorio, quindi permane eh, questa frequenza, insomma, di ritrovamento diffusa in tutto il territorio veneto ed è necessario quindi proseguire per il 2025 con le stesse, diciamo, con gli stessi metodi portati ripresi nel 2023 e 2024. Chiaramente la collaborazione è necessaria per fare un lavoro di squadra e portare a casa quello che è il risultato, ovvero quello di andare al di sotto di una soglia che possiamo considerare tale da poter, per così dire, convivere anche con questo fitoplasma. Faccio un rapido excursus anche su quelle che sono le misure di quest'anno. Tutto parte ovviamente dallo studio della fenologia delle forme giovanili dello scafoide. Qui vi riporto quello che trovate normalmente anche nei nostri bollettini pubblicati nel sito della Regione del Veneto, nella sezione del fitosanitario. E, in sostanza, al 9 di giugno si è visto come le forme giovanili erano concentrate soprattutto sulla seconda e la terza, il terzo stadio, motivo per cui sono state scelte, ma comunque sono state definite in condivisione con i referenti scientifici regionali, ovvero l'Università di Padova, l'Università di Verona e il CREA, che ringrazio anche della collaborazione. Sono state definite le finestre di trattamento per contenere appunto il vettore del patogeno. Eccola qui, questa è la tabella che è stata, diciamo, definita dal 9 al 20 di giugno per i vigneti in gestione integrata e dal 20 giugno al 4 di luglio per il secondo trattamento. I vigneti invece che non seguono le strategie di lotta raccomandate, quindi quest'anno rispetto all'anno scorso si è suddiviso in queste due tipologie, vigneti che seguono le strategie di lotta raccomandate, due trattamenti. Per tutto il resto, i vigneti in gestione biologica e mista, tre trattamenti con le tre finestre definite. Ricordo che ai fini del rispetto delle misure di lotta obbligatoria, quello che viene verificato dal servizio fitosanitario, da eventuali controlli di AVEPA, piuttosto che altre tipologie di controlli, sono il rispetto della finestra per i trattamenti, quindi quello che vedete riportato qui nella tabella riepilogativa, e il numero di trattamenti. Quindi due trattamenti per i vigneti in gestione integrata, tre trattamenti per i vigneti in gestione biologica. Questo ai fini del rispetto e della non sanzione per la lotta obbligatoria. E la novità che viene riportata quest'anno e che penso sia opportuno diciamo, condividerla, è quella che per la lotta obbligatoria c'è la possibilità dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, di un prodotto fitosanitario registrato come insetticida contro appunto lo scafoide, per il quale non viene riportato distanze di sicurezza dai corpi idrici, che è il caolino calcinato. Quindi nel decreto che immagino soprattutto gli operatori del settore hanno avuto modo di vedere, lo riportiamo in calce come raccomandazione per non lasciare, diciamo, fasce di possibili focolai e la gestione comunque dare degli strumenti di difesa per cercare di contenere comunque la diffusione di questo patogeno, insomma.
E questa è una lotta raccomandata, la raccomandiamo veramente perché comunque è un'alternativa importante. Ricordiamo però anche ai viticoltori che sottoscrivono impegni di condizionalità rafforzata, in particolare per quelli che riguardano la BCA4, che permane il divieto di non effettuare trattamenti fitosanitari o di concimazione entro i 5 metri dal corso dell'acqua barra corpo idrico. Quindi questi 5 metri rimangono una zona franca sul quale non è possibile comunque effettuare alcun tipo di intervento. E questo, diciamo, senza dilungarmi, sono un po' le novità rispetto a quanto trovato nel 2024. Chiaramente tutto quello che riguarda il monitoraggio legato sia all'efficacia dei trattamenti sia al monitoraggio degli adulti è successivo ai trattamenti che vengono fatti e probabilmente cominceranno la prossima settimana in alcune zone e speriamo di dare, diciamo, dei risultati ovviamente ai prossimi incontri o comunque anche ai recapiti che periodicamente facciamo nel territorio. Ultimo inciso, riprendendo un po' le parole comunque dell'assessore, riporto effettivamente che quest'anno abbiamo iniziato appunto abbiamo dato il via a un estirpo coatto in zona trevigiana e spero vivamente che sia un caso isolato perché comunque diciamo lo reputo come, visto anche l'ingente sforzo divulgativo e insomma importante che ha come riflesso la flavescenza, rimanga un caso isolato e che non si debba insomma ricorrere ulteriormente a questo strumento. Grazie a tutti e mi fermo qui. Bene, grazie Paolo. Speriamo sì che sia un caso isolato e che non ce ne siano altri poi, che non ce ne saranno altri in futuro. Ricordo a questo punto che Veneto Agricoltura, nell'ambito del piano regionale per il contrasto alla diffusione della patologia della vite, è stata incaricata del coordinamento e gestione del piano di comunicazione e divulgazione con l'obiettivo di ampliare la formazione e l'informazione dei viticoltori e di incrementare le loro competenze e conoscenze sulle corrette pratiche fitosanitarie da adottare. Abbiamo fatto l'anno scorso diverse visite in campo presso i vigneti per la formazione dei viticoltori al riconoscimento dei sintomi e all'applicazione delle corrette misure di controllo delle malattie e vi mettiamo adesso in chat un link dove potete ritrovare, abbiamo visto che hanno avuto un discreto successo online, trovate materiale divulgativo, audiovisivo, didattico che abbiamo prodotto. Ci sono dei video dove praticamente vengono spiegate viene spiegata insomma l'evoluzione della flavescenza dorata e sono di supporto, diciamo, ai viticoltori per capire un po' la malattia, riconoscerla immediatamente e anche su come trattarla. Quindi, se vi può essere utile, condividiamo anche qui in chat questo link e quindi, insomma, volentieri se dateci un'occhiata. Proseguiamo con l'ultimo intervento. Vedo che non ci sono domande, quindi andiamo avanti. Quindi do la parola alla dottoressa Lazzaro, che dirige l'unità organizzativa agroambiente della Regione Veneto, la quale, come diceva appunto anche inizialmente l'assessore, ci parlerà dell'evoluzione delle etichette dei prodotti fitosanitari e delle fasce di rispetto. A te la parola, Barbara. Grazie. Volevo sapere se sentite l'audio. L'audio sì. Ok, perfetto. E allora proviamo a presentare. Quello di cui parliamo oggi è una ripresa di un ragionamento che abbiamo esposto
lo scorso anno durante il trittico vitivinicolo di giugno, trattando quelle che erano le fasce di rispetto dai corpi idrici, dai corsi d'acqua, che ha ripreso anche il dottor Frasson prima di me. Quest'anno facciamo un passo in più perché ci sono novità normative e questo passo che facciamo riguarda sostanzialmente tutti gli aspetti che attengono alle fasce di sicurezza, che sono sostanzialmente dei corridoi non trattati che rispetto alle fasce di rispetto che hanno una finalità ambientale sono fasce di sicurezza con finalità di tutela della biodiversità sanitarie. Per ricordarvi quello che avevamo detto lo scorso anno, era stato sostanzialmente segnalato che nella condizionalità esistono delle fasce di rispetto di 5 metri sulle quali non vanno eseguiti trattamenti fitosanitari né fertilizzazioni, ma non è l'argomento di oggi, e queste fasce di rispetto sono fatte salve solamente in alcune condizioni, che sono la presenza di vigneti coltivati, di colture coltivate con metodo integrato biologico, la presenza di determinati dispositivi che limitano o annullano la deriva e l'uso di fertilizazioni a microportata. È un impegno che avevamo detto è pesante per tutto il territorio regionale perché tra corsi d'acqua e corpi idrici abbiamo una rete di circa 33.000 chilometri. Quello che è importante ricordare però è che se la condizionalità dice va rispettata una distanza di 5 metri, non è detto che la distanza di 5 metri sia sufficiente a rispettare le prescrizioni di etichetta di quello specifico prodotto fitosanitario. Vi porto qui un caso, questo è un insetticida, che dice che per la vite la fascia di rispetto vegetata non trattata deve essere di 10 metri e a questa fascia di rispetto va anche associata l'applicazione di una misura di mitigazione che deve andare a ridurre la deriva del 60%. Quindi ci sono casi in cui non è sufficiente applicare il criterio dei 5 metri. Vi ricordo anche che sul nostro sito è disponibile tutta la rete su cui si appoggiano le definizioni di corpi d'acqua e corsi idrici. Quello che è importante che voi verifichiate è se effettivamente le condizioni di campo sono tali da affermare che quel corso d'acqua e quel corpo idrico siano veramente ancora lì presenti, perché vale la condizione che si presenta in campo. Detto questo, quali sono i passi che sono stati fatti dallo scorso anno? Il primo è quello di aver pubblicato sul nostro sito, e qui vi ho inserito il link, un documento che sia uno strumento utile per gli agricoltori e per i consulenti e per chi opera nel settore della distribuzione prodotti fitosanitari per capire come si applicano i criteri della deriva e quindi come possono essere messi insieme tutti gli strumenti di cui si dispone per arrivare a rispettare quelle che sono le condizioni di etichetta. Perché facciamo un affondo su questo documento di orientamento? Perché contiene dei criteri e degli aspetti che abbiamo ritrovato ripresi in una nuova norma che è uscita a livello nazionale, per cui vi può essere utile per capire meglio quello che attualmente su alcune etichette dei prodotti fitosanitari è già norma.
A pagina 11 del documento di orientamento è stata inserita questa tabella che si chiama tabella Focus. A cosa serve questa tabella? Sostanzialmente a livello internazionale indica quando inizia un effetto di mitigazione nel momento in cui io distribuisco un prodotto fitosanitario. Vedete 3 righe, una campitura verde, una viola e una grigia, che distinguono le colture erbacee di pieno campo dai frutteti e dai vigneti. Frutteti e vigneti sono distribuzioni in parete, le colture erbacee in pieno campo sono distribuzioni di prodotto fitosanitario verso il basso. Che cosa le distingue? Le distingue il fatto che se vedete nell'ordinata la distanza in metri, fino alla distanza di 3 metri non ho mitigazione quando distribuisco un prodotto fitosanitario verso il basso, e a partire dai 3 metri il 57% di quello che ho distribuito è deriva. Per quanto riguarda le colture in parete, non ho effetti di mitigazione prima dei 5 metri, e questa è una cosa molto importante da focalizzare. I primi effetti li ho dopo i 5 metri e ce li ho, nel caso del vigneto al Bruno, a partire da un valore che è del 56,3%. Questo a cosa ci serve? Ci serve perché questa tabella, questi criteri e queste distanze sono stati recentemente ripresi in un decreto nazionale che tratta la fascia di sicurezza e dispone le fasce di sicurezza per tutti gli animali che vengono identificati come artropodi. Che cosa è importante dire? Questa è la riduzione della deriva in funzione della sola distanza e individua larghezze minime di efficacia. Ma noi sappiamo che nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, per mitigare la deriva, abbiamo anche altri elementi da poter attivare, non solo lo spazio. Ci sono tutta una serie di condizioni che costituiscono tecnica in cambio di spazio. Anche queste sono presenti nel documento di orientamento che trovate nel nostro sito a pagina 41 e vedete sono distinte in 2 gruppi fondamentali. Dal gruppo che inizia con la numerazione 2 fino al 12 ci sono tutti gli elementi di mitigazione della deriva che attengono a colture su cui distribuisco il prodotto fitosanitario in parete. Dal numero 13 al 17 le misure antideriva delle attrezzature con cui distribuisco il prodotto fitosanitario su colture erbacee. È chiaro che nel raggiungere quei criteri che sono chiesti dall'etichetta, noi possiamo mettere insieme più di un aspetto. C'è la fascia di rispetto che abbiamo visto prima, che è l'elemento numero 1 di questo insieme di indicazioni, ma c'è anche il certificato che ottengo dal centro prova autorizzato come attestato di funzionalità, perché anche lì mi viene indicata una specifica percentuale di antideriva che l'attrezzatura di cui dispongo riesce a raggiungere. Quello che preme segnalare è che è possibile restringere queste fasce di mitigazione, sempre però con l'attenzione che vale quello che è scritto all'interno dell'etichetta. Se torniamo alla slide che io vi ho presentato prima, che parlava di 10 metri di distanza di rispetto più 60% di antideriva, è chiaro che la distanza dei 10 metri non potrò mai
andarla a stringere, perché in quel caso lì è scritta in etichetta e non provvede combinazioni in restringimento. Quello che trovate nel documento di orientamento che vi ho indicato prima è anche la possibilità e l'aiuto su come si può effettuare il calcolo interattivo tra diverse misure per arrivare alla definizione della deriva più confacente all'azienda agricola. Questo è, e lo riprendo, il certificato del centro prova, dove viene indicata quella che è la percentuale di mitigazione massima della deriva che viene attestata nel momento in cui porto la macchina alla verifica. E passiamo al nuovo argomento. Sono fasce di sicurezza. Sono fasce di sicurezza per gli artropodi, che sono, li conosciamo bene, tutti gli insetti impollinatori e tutti comunque gli insetti che svolgono delle funzioni a tutela della biodiversità. Perché ci interessano quest'anno? Perché è uscito un decreto ministeriale a novembre dello scorso anno, che non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, e qui vi abbiamo messo il link, che ha adottato alcune disposizioni di linea guida per gli artropodi non bersaglio. Non è e non si tratta di una linea guida e basta. Perché? Perché sostanzialmente questo decreto contiene 2 allegati. Il primo è rivolto a chi produce i prodotti fitosanitari e quindi deve rispettare determinate condizioni per avere inserite in etichetta determinate prescrizioni. Il secondo allegato è rivolto agli agricoltori che utilizzano quei prodotti fitosanitari. Sostanzialmente nei prodotti fitosanitari, e lo vedete qui espresso nell'articolo 3 che c'è in questa slide, può comparire adesso in etichetta una frase, che è quella in grassetto: in alternativa alle suddette misure possono essere utilizzate quelle previste dalle schede misure del documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio. Ecco che dentro a questo decreto sono presenti 492 alternative d'uso di diverse strategie per applicare le fasce di sicurezza per gli artropodi, e queste fasce di sicurezza vanno riprese con la numerazione del decreto all'interno del registro dei trattamenti fitosanitari dove dovuto. Come cambierà la norma? Man mano che un prodotto fitosanitario viene presentato alla Commissione del Ministero della Salute per una nuova autorizzazione, per il rinnovo di un'autorizzazione esistente o per una modifica temporanea, possono essere riviste le condizioni d'uso e potete trovare inserita questa nuova frase. Che cosa è importante sapere? Che la fascia di sicurezza per gli artropodi è sempre presente, non è mai riducibile a zero. Va applicata a tutto il perimetro dell'appezzamento e in questa maniera può anche interessare una porzione della coltura alla quale voi avreste indirizzato il trattamento. L'altra cosa importante da sapere è che è sempre e va applicata dentro ai confini dell'azienda. Non può mai essere individuata all'esterno dell'azienda, anche se l'azienda per un lato del proprio appezzamento si trovasse in adiacenza a una scarpata. Questa è una raffigurazione di scuola che è inserita all'interno del decreto. Sostanzialmente vi fa vedere che se le aree in grigio sono 2 appezzamenti della stessa azienda agricola che sono trattati...
Prego, Scusa, non vedo, eccola qua, ok, perfetto, si posso vede. andare? Sì, sì, si vede adesso, vai Ok. pure. Questa è un'immagine di scuola, dicevo, perché è presa proprio dal decreto. Quelli in grigio sono due appezzamenti della stessa azienda agricola. Il confine dell'azienda agricola è oltre il limite dell'arancio e ve l'ho indicato con quel bordo nero. Quando io ho a che fare con un prodotto fitosanitario che ha quel criterio di sicurezza espresso nell'etichetta, devo costituire intorno agli appezzamenti coltivati dove distribuisco il prodotto quella fascia bianca che vedete lì, che è la fascia di sicurezza non trattata e non coltivata. Questa è una fascia, sostanzialmente è un corridoio ecologico che è chiesto su tutto il perimetro delle colture trattate con quei prodotti che hanno quelle indicazioni. Vi faccio un caso che abbiamo costruito noi. Questo è nella parte verde e nella parte viola un unico appezzamento a vigneto che due fratelli si sono divisi. È un corpo unico a vigneto di proprietà dell'azienda A e di proprietà dell'azienda B. Ovviamente è un corpo unico e se i due fratelli, ognuno a casa sua, utilizzano un prodotto con quelle prescrizioni in etichetta per gli artropodi, ognuno a casa sua dovrà mantenere la fascia di sicurezza. E allora cosa succede? Che sia il fratello A sia il fratello B, nel rispetto dell'indicazione del confine, dovranno mantenere una distanza di 5 o più metri in funzione del tipo di trattamento che avranno fatto con quel prodotto che ha la prescrizione. Attenzione, queste fasce, nel caso di superfici trattate, vanno segnalate all'interno del registro dei trattamenti, per cui sono già disposizioni di prescrizione in etichetta per i prodotti che le hanno. Quello che possiamo dire è che ci siamo accertati con i colleghi del fitosanitario che per quanto riguarda la lotta obbligatoria dello Scaphoideo titanus non ci sono prodotti fitosanitari che al momento abbiano questa prescrizione in etichetta. Però ovviamente ne abbiamo trovato uno, questo è un caso di prescrizione di insetticida sistemico che a febbraio non aveva indicazioni specifiche. Nelle modifiche all'etichetta che sono state applicate al 29 aprile 2025 esistono le riprese di questa prescrizione specifica se questo prodotto fitosanitario è usato su nocciolo, noce e mandorlo, non sulle altre colture, solo su nocciolo, noce e mandorlo. Faccio un altro esempio. In questa etichetta, anche qui molto recente, di aprile 2025, è compresa sia un'indicazione di distanza di rispetto per i corpi idrici superficiali, che è il primo trattino che vedete delle prescrizioni supplementari, che dice 10 metri e riduzione della deriva al 50%, ed è compresa quella prescrizione di etichetta che vi ho appena illustrato. Che cosa succede? Che in applicazione ovviamente delle due prescrizioni vale la misura più restrittiva e la misura più restrittiva delle due, lo vedrete dopo, è sicuramente la seconda, quella della fascia di sicurezza per gli artropodi. Che cosa dice questo decreto del Ministero della Salute, che non è stato né condiviso né anticipato al Ministero dell'Agricoltura, per cui ce ne siamo resi conto che era già efficace nel momento in cui sono comparse le etichette sul mercato, e questo lo sottolineo. Questo decreto dice che
per arrivare a riscontrare in maniera adeguata quelle fasce di mitigazione necessarie a tutela degli artropodi, posso usare diverse combinazioni che possono essere la larghezza della fascia più l'uso di determinate strategie che sono riferite alle attrezzature di cui dispongo, alla possibilità di usare coadiuvanti antideriva, reti antigrandine, chiusura del flusso quando distribuisco, ugelli antideriva, e sono tutte nel primo blocco di disposizioni dell'allegato per gli agricoltori di questo decreto. Poi ci sono anche combinazioni che associano a tutte quelle combinazioni di distanza e attrezzatura anche il fatto che l'azienda agricola disponga in un lato di una siepe al verde o di una barriera artificiale. In quel caso le distanze si restringono a parità di attrezzature. Stessa combinazione c'è nel caso in cui in un lato del campo sia possibile avere a disposizione una siepe al bruno o comunque una siepe scarsamente vegetata. Esiste poi un quarto blocco di misure che sono definite addendum, che sostanzialmente individuano qual è il rispetto dell'etichetta nel caso io adotti solamente una soluzione in termini di spazio, nel caso io abbia a disposizione solo spazio e distanza di rispetto. Quelle che sono previste alla parte 4 di questo allegato e che sono identificate come addendum sono delle fasce di sicurezza enormemente ampie rispetto alle nostre ordinarie situazioni di attività agricola. Per cui il consiglio è di non arrivare mai ad applicare questo tipo di tecnica. Dico, per applicare una tecnica di solo spazio in sostituzione di un'etichetta dove sia scritto che devo stare a 3 metri di distanza e adottare un ugello al 75% di antideriva, arrivo ad avere una distanza di rispetto dal mio confine pari a 8 metri su vite, e questa è la misura 420 che trovate tra le misure descritte e numerate all'interno di questo allegato. Il messaggio è di queste 492 misure cercare rispetto alle colture coltivate e alle situazioni di campo reali quali siano le misure più applicabili al contesto reale dell'azienda, tenendo conto che la tecnica del solo spazio deve necessariamente essere l'ultima spiaggia che avete a disposizione, perché non vi permette in molti casi di adoperare questi prodotti con un'adeguata dimostrazione delle fasce di sicurezza adottate, che vanno riprese e scritte all'interno del registro. Io qui vi ho messo anche e vi lascio tutta una serie di condizioni in cui per quell'etichetta che vi ho illustrato possono essere scelte le combinazioni che il decreto ministeriale del Ministero della Salute individua nelle 4 condizioni che vi ho descritto, con la siepe al verde e con la siepe al bruno. Vi sottolineo che le fasce di rispetto nel caso di applicazione di sola distanza, laddove è anche prescritto un ugello antideriva, arrivano a distanze imponenti, lo vedete qui, 20 metri nel caso dell'ulivo con trattamento verso l'interno dell'ultima fila, è il numero progressivo 377 delle disposizioni del decreto. Ecco. Vi ricordo anche che sul nostro portale potete scaricare sia il documento di orientamento sia tutte quelle altre indicazioni che vi possono essere utili per validare i vostri volumi di irrorazione, le pressioni di esercizio, le verifiche sulle
tipologie di ugelli che sono più opportuni nei vostri casi e per le colture che vi interessano, e rimaniamo a disposizione per potervi anche illustrare, semmai ci saranno, le evoluzioni di questo decreto che è stato approvato in sordina senza darne informazione al pubblico, ma è già vigente nelle etichette che vi abbiamo riscontrato. Grazie. Bene, grazie alla dottoressa Lazzaro. Tematica complessa, molto complessa, per cui se ci sono delle domande da parte del pubblico, da parte di chi appunto sta seguendo questo prima edizione del Trittico Vitivinicolo, se ci sono delle domande via chat o anche a questo punto, visto che abbiamo ancora una decina di minuti prima di chiudere, se ci sono delle domande anche in diretta, insomma. Credo che chi è collegato, insomma, basta che tolga il microfono e può parlare. Posso chiedere una cosa? Giorgio Romani Acur, vorrei sapere per quanto riguarda le colture biologiche, io credo che tutti, diciamo, tutte le cautele, tutte le attenzioni siano già comprese dentro gli obblighi della cultura biologica, però vorrei conferma. È rivolta a me la domanda? Immagino di sì, Barbara. Chiedo scusa, ma non riesco a attivare l'immagine. Qui le disposizioni non sono di una modalità, di una modalità d'uso, sono riferite all'etichetta dello specifico prodotto fitosanitario utilizzato. Quindi potrebbe essere che quel prodotto fitosanitario comprenda queste prescrizioni. Non è da nessuna parte scritto che non sia così nel decreto ministeriale. Comunque Veneto Agricoltura avrà a disposizione le slide per tutti, ci sono immagino di sì, vero, che le mettete a disposizione, c'è il link, potete scaricare dal sito del Ministero della Salute, perché è difficile anche trovarlo sto decreto, quel link, e verificare all'interno dei contenuti, ma si tratta di contenuti specifici che non appartengono a una modalità culturale, ma all'acquisto di uno specifico prodotto fitosanitario. Chiedo scusa, non ho nulla da ridire assolutamente, però di fatto con il biologico prodotti fitosanitari non ne vengono usati o ne vengono usati pochissimi e ho finito. Ottimo. Sì, E la quindi, ringrazio. bene, mi pare che sia chiarita anche la domanda, perfetto. Se ci sono altre domande, bene. Quindi se non ci sono altre domande, come veniva appunto accennato dalla dottoressa Lazzaro, tutti gli interventi, tutte le slide saranno pubblicate sul sito internet di Veneto Agricoltura. Per un po' di giorni trovate anche l'evento anche in home page, dove potete scaricare appunto tutte le slide, e nel nostro canale YouTube sicuramente verranno caricate anche le singole relazioni, i singoli interventi che sono stati fatti oggi, le registrazioni. Se appunto non ci sono altre domande,
lasciatemi fare un ringraziamento alle colleghe, dottoressa Bullo, dottoressa Vettore, dottoressa Ceruti, che con me hanno lavorato e hanno contribuito in gran parte alla riuscita anche di questo evento del Trittico Vitivinicolo. Ringrazio ovviamente, come sempre, i colleghi di ARPAV, del CREA e della Regione Veneto per il supporto, per il contributo nella co-organizzazione dell'evento, e non mi resta che darvi appuntamento verso seconda metà di agosto, fine agosto, per il secondo momento dedicato proprio alle previsioni vendemmiali in Veneto, ma anche appunto nelle regioni limitrofe e in altre aree europee. Vi ringrazio ancora della partecipazione e arrivederci ad agosto. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.